Sicuramente marzo ha un po' rispettato quello che è il suo essere, insomma, lo sappiamo, no? Il marzo è il mese pazzerello, si guarda il sole e si apre l'ombrello. In realtà magari in altri anni eravamo già abituati ad avere una bella primavera, soprattutto alle nostre latitudini, invece adesso ci ritroviamo magari forse con vento e pioggia, se non temperature che sono al di sotto di quelle che dovrebbero essere. Io personalmente sto sentendo più freddo e più umidità adesso che non magari a dicembre o a gennaio. Insomma, per usare una frase fatta, non ci sono più le mezze stagioni, eccetera, eccetera, però sarà anche l'età e queste piccole cose si fanno già sentire. L'età invece è quella dei 10 anni e forse più. In realtà non abbiamo proprio contato l'inizio di Target, ma ogni tanto c'è quella stregoneria di Facebook che ci ricorda che 10 anni fa, 8 anni fa, quel giorno è successo questo, oppure c'era questa puntata con questi ospiti, e quindi ci rendiamo conto che in realtà è da tantissimo tempo che ci ascoltate, da tanti anni che siete nostri fedeli telespettatori, e di questo vi ringraziamo. Ci seguite in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale sul digitale terrestre, l'LCN 92 di TVA, Televideo Agrigento, e naturalmente poi nei nostri orari che sono ormai canonici, ovvero il mercoledì in prima serata e poi negli altri giorni nelle repliche, diciamo che ci potete seguire anche nello streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, che ci permette di raggiungere una platea praticamente mondiale. A proposito di tecnologie, sappiamo insomma quando cliccate anche da dove proviene il vostro ID, e quindi sappiamo che per esempio la puntata la state vedendo da Roma piuttosto che da Milano, e molto spesso anche da diverse città europee. Anche questa sera parleremo di cose importanti, credo insomma molto interessanti, di quelle che sono le nostre realtà dell'Agrigentino, che noi cerchiamo di amplificare e raggiungere una platea più vasta grazie alla televisione. Passo subito allora a presentarvi gli ospiti di questa sera. Abbiamo con noi la direttrice dell'Archivio di Stato di Agrigento, Rossana Florio. Proseguiamo con i due esponenti dell'associazione Generazioni Consapevoli, sono Achille Furioso e Lilia Cavaleri. Buonasera. La presidente del Club Soul Optimist di Agrigento, Jana Elena Simpanen. Buonasera. E poi il nostro attore, che è anche un valentissimo speaker radiofonico, Peppe Trupia. Dicevo, parleremo di cose importanti, ma subito anche insomma, una breve presentazione di quello che loro rappresentano. Insomma, è facile dire cos'è l'Archivio di Stato, dottoressa Florio? Sì. L'Archivio di Stato è uno degli istituti individuati in Italia, al pari dei musei e delle biblioteche, come istituto preposto alla conservazione, alla valorizzazione, alla fruizione dei beni culturali, in questo caso beni afferenti al patrimonio archivistico della Repubblica Italiana. Noi abbiamo una sede ad Agrigento e una sezione a Sciacca, e di fatto rappresentiamo sul territorio uno strumento per la conservazione della memoria storica. Ci sono ancora i ricercatori che vengono lì da voi assolutamente, sì, assolutamente sì, anche perché in Archivio di Stato non si fa solo ricerca di natura storico-culturale, ma si fa anche la consultazione di documentazione ad uso amministrativo. Per cui abbiamo anche la possibilità per piacere di conoscenza, ma anche per lavoro. Ecco. Assolutamente sì. Conosciamo anche l'associazione Generazioni Consapevoli. Innanzitutto ci avete fatto un po' partire in ritardo per colpa vostra, per quella A minuscola, la A maiuscola, la G minuscola. Perché? Perché? Achille Furioso, perché? Vi chiediamo scusa di questo. No, era una battuta per introdurre, infatti adesso si vede nel sottopancia proprio di che cosa stiamo parlando. È bello perché ci date l'occasione di spiegare anche la genesi dell'associazione. La generazione vuole
dal nome stesso si capisce, vuole generare azioni e anche generazioni di genitori che siano consapevoli. Abbiamo sentito l'esigenza, perché ce n'era la mancanza, di avere anche un supporto tra noi di genitori. È un momento, è un luogo, è anche una gara virtuale dove incontrarci per fare rete nell'educare i nostri figli. Ed è da qui che nasce l'esigenza di creare questa associazione, che è nato proprio in questo mese che poco fa tu dicevi Pazzerello. Lilia Cavaleri, A maiuscola, quindi è l'azione, diciamo, che domina la scena, ecco. È il volere generare, come diceva Achille, delle azioni. Intanto è un'azione di riflessione la prima, la consapevolezza a volte di sentirsi inadeguati e di avere bisogno gli uni degli altri. Si parla oggi di reti, di sistema. Noi capiamo che non siamo più in una società dell'autoritarismo, del genitore che decide tutto da solo e il figlio obbedisce, siamo invece in un altro... Forse si è invertito il ruolo. Siamo assolutamente in altri orizzonti e a volte vissuti da soli prendono anche l'aspetto dell'angoscia, cioè un genitore si sente... questa solitudine l'avverte forte, teme di non essere capace a volte di gestire le relazioni con i propri figli. Invece, le azioni sono combinate, le azioni allora. sono sia nei confronti dei ragazzi, quindi dei propri figli, ma anche le azioni tra di noi, cioè nel sorreggerci reciprocamente, ma anche, devo dire, abbiamo all'interno della nostra associazione anche dei nonni, per esempio, che ci supportano, anche loro sono genitori. che sono genitori, ma che hanno un altro ruolo ancora che quello di nonno, che è un altro ruolo che si Bene, aggiunge. parleremo di questa vostra iniziativa, sì. Anche dello spirito, vedo insomma abbastanza che vi anima. Sono Optimist è un club service fatto di sole donne, sì. vero? Sì, sì, un club service nato nel 1921, di sole donne, quindi siamo come Lions e come Rotary, come statuto, come regolamento, però le nostre socie sono tutte al femminile. So che avete portato insomma un promo. C'è un ecco, promo, perché una delle per linee capire guida, un po' magari più in esatto, particolare. È un promo che ci rappresenta in questo biennio 2017-2019 ed è una linea guida nazionale, quindi ci presentiamo sempre con questo video ovunque andiamo, siamo più di 150 club in Italia, più di 6.000 socie, e quindi ogni occasione di presentazione pubblica dovrebbe essere, come in questo caso, preceduta dalla visione di questo video. Noi non ci esimiamo proprio da questo, e prima di presentarvi Peppe Trupia vediamo proprio il promo del Soul Optimist. Eccolo che arriva. Immagina una donna che lavora, un'avvocata per esempio, che collabora con un'altra donna che lavora, una biologa per esempio, le quali collaborano con tante altre donne che esercitano professioni diverse. Questo è il Soul Optimist. Donne che insieme creano progetti concreti per sviluppare il potenziale delle donne. Donne che danno voce alle donne presso le organizzazioni per la tutela dei diritti umani e delle pari opportunità. Donne che offrono opportunità a chi ne ha bisogno. Il Soul Optimist è in tutto il mondo. L'Italia conta più di 150 club, quasi 6.000 socie, tantissimi progetti. Insieme diamo valore al futuro delle donne. Soul Optimist International d'Italia. Vuoi saperne di più? Chiedimi perché sono Soul Optimista. E credo che sia stato molto chiaro. C'era una domanda, posso rispondere? Perché sono ottimista? Sì, io sono ottimista perché credo nella forza di noi donne di contribuire a cambiare in meglio il mondo. Io purtroppo, no, dico purtroppo, per fortuna, dico, devo ammettere che voi ci riuscite meglio di noi, perché io sono un fervente assertore che senza essere un po' blasfemo, cioè se Dio è vero che ha creato Adamo, secondo me prima ha creato Eva. E poi da Eva è venuto Adamo, nel senso che noi siamo un derivato. Vabbè, ma questa è una concezione mia personale. Siamo arrivati ai massimi sistemi. No, è una concezione mia personale, che per me, secondo me, prima è stata creata Eva e poi è venuto Adamo. Conosciamo adesso anche Peppe Trupia, l'abbiamo avuto ospite anche in altre occasioni, è nota la sua grandissima simpatia e il suo lavoro, tra virgolette, in radio come animatore, come speaker, e anche in questo caso come attore. Peppe.
Sì, adesso partiamo dalle origini, perché tutto poi quello che si è sviluppato è nato dal teatro, perché ho iniziato più di 30 anni fa e da lì poi mi ha sbloccato, perché devo ringraziare il teatro. Eri timido e introverso? Ero molto timido. Il teatro e il rapporto con gli altri mi ha dato la possibilità. Stiamo parlando sempre dell'associazione Seguimi? Sempre dell'associazione Seguimi, poi ovviamente il percorso l'inizio l'inizio è stato... sì, esatto, e quindi per noi quest'anno è una data molto significativa, perché sono quasi 30 anni dalla nascita del gruppo Seguimi e purtroppo ai noi ci ha lasciati il presidente fondatore dell'associazione Gruppo Seguimi, che Padre Calogero. Gruppo Seguimi, l'ha detto Giuseppe, lo dico io, è a Favara, all'interno della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, esatto. Con i padri vocazionisti, insomma, e lì è nato da lì, da quell'idea di Padre Calogero, con gli altri ovviamente famiglie, si è partiti con delle idee, dei progetti, tra cui ecco il teatro, per così raccogliere allora negli anni 90 c'erano altre difficoltà. Il tuo omonimo per metà, Tony Trupia, insomma, che è il figlio poi del regista, nasce lì, e adesso, insomma, proprio l'altro giorno su Rai 5 hanno trasmesso Itaker, esatto, film pluripremiato, che è proprio, ha iniziato anche lui nel gruppo Segui i primi passi. Bene, andrà in scena il 6 e il 7 prossimo il gruppo Segui, ma di questo ne parleremo dopo, perché voglio ritornare all'archivio storico. Ho avuto modo di leggere insomma qualche notizia, quelli che sono stati poi insomma i report sia giornalistici di carta stampata o di televisione su questa importante giornata nazionale del paesaggio che si è tenuta anche qui ad Agrigento lo scorso 14 marzo. Avete trovato qualcosa di interessante nei vostri archivi per rendere magari un po' più importante la giornata? La giornata nazionale del paesaggio è stata occasione per l'archivio di esporre eccezionalmente in originale parte della raccolta cartografica che è custodita nell'istituto, e soprattutto è stata occasione per rendere manifesta al pubblico l'importanza delle fonti archivistiche anche nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio. Anche perché prima le carte si facevano a mano, no? Bisognava osservare. Sono delle piccole opere d'arte, sono veramente molto belle, molto diversificate per stile grafico e anche per contenuto. Noi le abbiamo sapientemente raccolte negli anni con un'operazione scientifica che ha consentito di estrapolare ad alcuni dei fondi più importanti che noi abbiamo in istituto, quali per esempio il fondo afferente ai notai, al catasto e alla prefettura, circa 450 esemplari che oggi sono stati digitalizzati e sono disponibili nella banca dati dell'istituto e anche online sui portali archivistici, e questo consente anche da un lato di rispondere alle esigenze della conservazione sostitutiva, dal momento che non possono essere consultate in originale per motivi di conservazione, dall'altro sono supporti molto fragili. Il sistema di piegature poi nel corso del tempo ha aggravato ulteriormente questa condizione di fragilità, per cui sono state estratte fisicamente dei fondi di appartenenza e raccolte in condizioni di conservazione che si spera che le garantiranno poi per i posteri. Però qualche carta che insomma, ha destato un po' più attenzione secondo lei, insomma? Adesso o la sua curiosità o quelle degli ospiti? Adesso che noi abbiamo una visione, un po' di immagini della mostra, adesso che abbiamo comunque raggiunto un numero abbastanza cospicuo che peraltro si implementa, possiamo dire, quasi quotidianamente, perché in occasione dei nostri lavori di revisione archivistica sui fondi continuano a venire
a venire fuori. Abbiamo anche la possibilità di suddividerle per tipologia o riconoscere anche tratti particolari, elementi grafici che le rendono particolarmente accattivanti, indipendentemente da quello che è il contenuto e soprattutto da quello che è il riferimento poi al complesso documentario cui appartengono, perché è sempre necessario, considerando anche la natura di queste carte che rappresentano di fatto un allegato di una documentazione amministrativa prodotta per un determinato scopo, considerarle sempre insieme al complesso documentario cui appartengono. Oppure magari qualcuna che non credeva che potesse essere presente, che ripeto ha destato la curiosità o l'interesse. Per noi è veramente, come le dicevo, quasi quotidianamente una scoperta che ci ricorda anche un po' quel piacere della scoperta che è proprio della ricerca archivistica. Perché e a proposito, carte... insomma, non svelo niente, forse nelle immagini si è anche visto, i telespettatori lo sanno che io lavoro in Capitaneria di Porto, c'era il mio vicecomandante che proprio è stato attenzionato, lui ha attenzionato il vecchio porto di Girgenti. Peraltro questo è il nostro prossimo e futuro progetto, riguarda proprio la zona del porto, e anche in quell'occasione noi avremo modo di esporre degli altri esemplari che fanno parte sempre della raccolta cartografica. Sicuramente è più fascinoso e anche più bello vedere la carta, no? Andare su Google Earth e subito l'originale sì, ha un effetto assolutamente diverso. Proprio per questo motivo, in occasione di quella giornata, abbiamo deciso di esporle in originale, perché comunque si trattava di una manifestazione circoscritta ad un'unica giornata. Certo. Sì. È stato bello, vediamo ancora, insomma, queste cose, sì. Anche perché uno può pensare, sicuramente vedendo le carte, magari com'era quell'angolo della città, com'era l'urbanistica. Assolutamente, danno informazioni molto importanti su quelle che sono state le trasformazioni del territorio, oltre ad informazioni poi che chiaramente variano anche sulla base del ricercatore che le utilizza. In quella giornata sono stati i nostri graditissimi ospiti, architetti, studiosi, autorità, e ognuno effettivamente ha trovato un punto di interesse diverso, proprio perché di fatto offrono diversi spunti di riflessione, diversi punti di vista anche su questa modalità particolare di tracciare il paesaggio. Noi continueremo come Archivio di Stato a organizzare iniziative volte alla valorizzazione anche di questo particolare materiale documentario che custodiamo, considerando che siamo magari ancora... ci sarà qualche altra occasione, insomma, qualche altra, chiamiamola così, giornata magari un po' non ufficiale. Stiamo pensando in realtà ad un grande evento tra un paio di mesi. Ce ne parlerà dopo, va bene? Ci darà qualche anticipazione, qualche anticipazione. Ritorniamo a Sor Optimist, dicevamo la voglia di fare e soprattutto posso fare, insomma, il legamento di essere ottimisti, no? Perché viene spontaneo. Siamo praticamente quasi alla fine del suo mandato, credo che la presidenza duri un paio di anni da voi, no? Biennale, dura biennale, quindi due anni. Sì. La data di fine sarà? 1° di ottobre. 1° di ottobre. E coinciderà nel nostro caso con il cambio al vertice nazionale. Non tutti i club a livello nazionale sono sincronizzati con il cambio al vertice della Presidente nazionale. Il nostro club ha questa fortuna perché chiaramente è più facile lavorare per una Presidente di un club locale su un programma biennale piuttosto che dover cambiare la gestione, i programmi, le linee guida con 2 presidenze nazionali. In pochi minuti te la sente di fare un po'... Sì, comincio a farlo, diciamo. Certamente lo condivido volentieri. Non lo so se poi è obbligata a fine certamente mandato sono obbligata a farlo come tutte le presidenti, anche se noi
facciamo ogni anno un report nazionale, si chiama ormai un report unificato, la relazione unificata, che è online e quindi consultabile da tutte le cariche del nazionale, anche dalle nostre socie, chiaramente nell'area riservata possiamo vedere quello che hanno fatto gli altri club, quello che per fare anche un confronto, per imparare. Quindi la Presidente Simpanen che cosa ha fatto in questi quasi 2 anni? La Presidente Simpanen insieme alle sue socie, perché la Presidente Simpanen è una Presidente pro tempore come tutte le Presidenti, ha un club molto vivace che è sul territorio da più di 20 anni. Il club è stato fondato ad Agrigento nel 1997, io sono una socia fondatrice, quindi un club molto, non è soltanto un club attivo, ma è un club proattivo, quindi certe volte è anche difficile tenere a bada le mie socie che hanno tante idee, riescono a declinare le linee guida del nazionale in maniera incredibile e con le esigenze del territorio. Ma a volte è anche positivo avere chi ti stimola, chi ti dà dei suggerimenti, no? C'è un bellissimo clima, una bellissima atmosfera all'interno del club, perché proprio per la sua vivacità. 2 o 3 cose in questo anno e mezzo. Io direi innanzitutto che abbiamo sempre, ma proprio sempre, lavorato in ottemperanza alle linee guida nazionali, che è una cosa molto importante, perché altrimenti non c'è la stessa forza. Se ogni club va in una direzione propria, la forza dell'azione a livello nazionale non può essere mai la stessa se invece tutti i club lavorano nella stessa direzione. Certo. Allora, il club di Agrigento ha innanzitutto partecipato e ha lavorato in maniera attiva. Mi piace iniziare proprio con un progetto nazionale che si chiama Si Sostiene, dove il gruppo target group erano le donne di categorie cosiddette fragili. Nel nostro caso le donne detenute, le cosiddette ragazze ristrette della sezione femminile. Quando abbiamo iniziato si chiamava la casa circondariale Petrusa, poi diventato Pasquale di Lorenzo. Abbiamo fondato una compagnia di teatro integrata con 7 socie che attivamente ogni mercoledì dall'8 di novembre fino all'8 di marzo, che era la giornata in cui abbiamo fatto lo spettacolo finale, abbiamo lavorato con 18 detenute. Questo grazie allo spirito che ha il Sor Optimis di operare, cioè in collaborazione. Siamo state estremamente fortunate ad essere contattate dalla preside, dal dirigente scolastico Santino Lopresti del CPIA, che ha voluto collaborare con noi, e noi abbiamo ovviamente subito accettato questa collaborazione con un soggetto scritto da una nostra socia, Giusy Carreca, insieme ad Anna Maria Tedesco, che fu chiamata come esperta esterna, per un progetto teatrale, come le ho detto, Le brutte anatroccole. Capite bene che le condizioni di lavoro non erano facili, ogni volta l'ingresso presso la casa circondariale, condizioni di lavoro, insomma, tutto quanto. Siamo riusciti a portare sulla scena l'8 marzo uno spettacolo importante come risultato per il modo in cui abbiamo lavorato fianco a fianco e insieme a queste donne, spesso più giovani ma a volte nostre coetanee, a volte anche più grandi di noi, che alla fine hanno avuto un attestato, anzi un certificato di formazione professionale di animatrici ludico-teatrali. Perché il corso non era solo di recitazione, ma c'era il trucco e il parrucco, la sartoria, quindi una preparazione complessiva. Tutto quello che il teatro può questo ha avuto un plauso a livello nazionale, e lo spettacolo era incredibile, e abbiamo avuto anche a livello Sor Ottimista la nostra Presidente nazionale che era presente in platea, e quindi è stato un grande riconoscimento per il club di Agrigento, per lo spirito in cui il club si è mosso in ottemperanza, non mi stancherò mai di dirlo, alle linee guida nazionali, ma anche a livello territoriale. Siamo state contattate proprio per quello che è stato il nostro operato sul territorio, e quindi continuerò sempre anche a ringraziare la dirigenza del CPIA che ha individuato noi per questo lavoro molto importante. Questo abbiamo detto, ne ho chieste 3, questa è una seconda? Una seconda è direi subito STEM.
Così posso parlare anche del nostro app Maggie Hug, Tesoro di Sheshat, che è un progetto che è diventato non solo nazionale ma anche internazionale. Di che cosa si tratta? Il progetto STEM è un progetto complesso che parte dal presupposto che bisogna assolutamente abbattere gli stereotipi di genere e la paura per la matematica che hanno molte ragazze. Perché maschi no? Ma certamente avevo anche, due però, matematiche. ancora di più, però come sa bene tutte le statistiche dimostrano che per quanto riguarda anche già le iscrizioni nelle facoltà scientifiche, STEM sta per Science, Technology, Engineering, Mathematics, quindi tutta l'area scientifica, le iscrizioni alle università europee e le italiane sono assolutamente al maschile. Quindi cominciare a lavorare contro gli stereotipi contro proprio la paura per la matematica, il primo step è quello di lavorare con i bambini e con le bambine della scuola elementare. Quindi quest'app cosa fa? L'app è un supporto, è un educational game che si può scaricare gratuitamente da internet ed è un supporto sia per le maestre di scuola elementare e possono utilizzarlo durante le loro lezioni, ma è anche divertente perché è proprio un game, quindi un gioco dove la protagonista è una ragazza. Infatti Maggie Hug è un gioco come dire, anche così di link mentale, di associazione veramente a Margherita Hack. E le ragazze e i ragazzi possono giocare nel loro tempo libero con questo gioco. Il nostro club ha presentato questo app presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, un pomeriggio di aggiornamento in servizio per 40 docenti che anche alla fine hanno ricevuto un certificato di aver partecipato a un aggiornamento in servizio. Avete riscontrato poi se in realtà l'app veniva scaricata ancora e dobbiamo aspettare che io finisco, come ha detto ancora siamo in corso d'opera, però so che molte ragazze bambine, studentesse, alunne hanno scaricato l'app e qualche docente utilizza questo app durante le proprie lezioni. La terza cosa me la dice dopo, va bene? No, le devo dire che questo è il primo step. Il secondo step, siamo stati nelle scuole secondarie e superiori con uno studente, questa volta è venuto un ragazzo della prestigiosissima università americana MIT, Massachusetts Institute of Technology. Questo la matematica ce l'ha proprio nel sangue. Ha fatto un workshop sia presso il liceo classico Empedocle con i ragazzi, era moderato in inglese, il workshop era in inglese, i ragazzi parlavano esclusivamente in inglese, e l'altro presso l'istituto commerciale Foderà. Terzo step, incontro con una donna giovanissima, la CEO del Orange Fiber, Adriana Santanocito di Catania, che ha raccontato la sua storia come da designer di moda ha fatto questa scoperta, è stata così curiosa ma anche così credibile che al Politecnico di Milano hanno fatto lo studio di come, ed è stato poi dimostrato, lei ha messo poi su questa sua azienda, come dai sottoprodotti agrumicoli è possibile creare un tessuto, esattamente, il tessuto, e quindi ha portato i campioni del suo tessuto, ha raccontato con estrema semplicità ma chiaramente con cognizione di causa, perché la sua personale esperienza, sempre ai ragazzi, perché le ragazze delle scuole secondarie superiori erano sempre gli stessi negli entrambi step, sia per il workshop con Karen Sosa, il nostro studente MIT, e con Adriana Santonocito. Quindi abbiamo anche lì cercato di incidere, fare una formazione completa per un gruppo di studenti, non andare a sparare a caso, ma quantomeno partire dal presupposto che almeno quei 60-70 ragazzi avessero una possibilità di imparare qualcosa in più. Bene, il terzo punto me lo dice dopo. Non lo so se chiedo ad Achille Furioso oppure a Lilia Cavaleri, visto perché poi i genitori hanno bisogno di mettersi assieme, assieme con questi giovani studenti, con questi ragazzi qua, c'è da avere paura, no? E noi siamo venuti proprio assieme per questo, perché
vogliamo fare rete di genitori, è proprio dall'esigenza di confrontarci delle nostre esperienze, proprio dopo aver fatto una sorta di autocritica su come ogni giorno educhiamo i nostri figli, e non sempre siamo stati convinti che abbiamo adottato le scelte educative Anche migliori. perché non siamo andati a scuola per fare i genitori, mannaggia. E infatti è da sempre un problema quell'educazione, ma oggi ancora di più, perché dobbiamo confrontarci con nuovi sistemi, con i social, dove i nostri figli sono bravissimi, e tra l'altro loro proprio tramite i social fanno rete, mentre noi genitori invece non abbiamo ancora una rete. Ecco che l'associazione Generazioni Consapevoli si pone proprio questo obiettivo, quello di fare rete tra genitori. L'associazione nasce già con 50 soci fondatori, e dentro ci stanno, oltre a professori normali, genitori, come diceva Lidia, nonni, ci stanno dirigenti scolastici e un gruppo di 7 psicologi che garantiranno, proprio perché l'associazione è un'associazione senza scopo di lucro, quindi un volontariato, un servizio anche che garantirà che il dibattito che si farà, ecco, vedo le immagini che vanno in onda della conferenza stampa di presentazione del 16 marzo scorso, in cui abbiamo avuto il piacere di avere anche il signor Questore, abbiamo avuto il Comune di Agrigento che ha portato il suo saluto con l'assessore l'ingegnere Gabriella Battaglia. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi anche la preside e la dottoressa Anna Maria Sermenghi del liceo classico, con cui abbiamo attivato anche un progetto di collaborazione. Grazie un grido genitori uniamoci? Esattamente, genitori uniamoci, ma come? Lo facciamo all'insegna di questi tempi moderni, lo facciamo intanto partendo da una autocritica, perché noi riteniamo che se, pur essendo ottimisti nei confronti dei nostri figli, che siamo certamente convinti che loro salveranno il mondo, e per citare un esempio quello di Creta, che sta coinvolgendo, partendo dai paesi nord, freddi nordici, sul clima, sull'ambiente. Noi siamo però convinti che se alcune derive caratterizzano i nostri giovani, specialmente gli adolescenti, specialmente l'estate, quando vediamo che passano tutte le serate, le nottate fuori, magari sembra che oziano, sono anche a rischio di acquisire anche cattivissime abitudini, quale quella del fumo, quella dell'alcol, e quindi poi magari guidano o sono vittime oppure causano incidenti. Questi interrogativi ci hanno portato a dire: ma possiamo fare qualcosa tra noi genitori, mettendo insieme le nostre esperienze per capire quale è la strada migliore per educare i nostri figli? Lidia Cavaleri, qual è la strada migliore? Non ci sono soluzioni, non ci sono strade, non ci sono abbiamo magie, capito no? che non ci sono ricette da poter così applicare in maniera sistematica. Ognuno di noi sta alla ricerca di acquisire quella sensibilità soprattutto. Abbiamo fatto adesso il nostro primo incontro, abbiamo intitolato "Condivido tutta un'altra storia" con gli studenti del liceo classico Empedocle. Io insegno al liceo classico, quindi mi sono fatta un po' da tramite tra l'associazione e gli studenti. Qual è stata la bellissima esperienza che abbiamo fatto? Mettere a confronto i genitori con i figli. Non vogliamo chiuderci in uno sterile confronto tra genitori o tra adulti, e infatti dell'associazione fanno parte anche i ragazzi, i giovani. E in questa occasione i genitori e i figli sono stati, attraverso lo stimolo di alcuni video, di alcuni brani, sequenze di romanzi, sono stati portati a riflettere sul loro modo di rapportarsi. Però voi parlate di conflitti, quindi in realtà questo scontro c'è, no? Sì, noi ma in realtà il titolo del convegno era "Condivido", non volevamo porci io leggo sottotitolo "Incontro dibattito sui conflitti generazionali", però il titolo era, quello è il sottotitolo, "Divido tutta un'altra storia". La nostra volontà di separarci, sappiamo che l'adolescenza è il momento in cui questi giovani cercano di acquisire la loro identità separandosi dai genitori, però vogliamo dividerci, separarci stando insieme a loro, con il no? Stando vicini a loro. Contrasti sì, perché chiaramente noi abbiamo scoperto, insomma, che questi ragazzi, sentendoli proprio sabato, hanno un loro modo molto coerente. Loro vogliono le regole, è stato molto bello questo, perché loro vogliono i limiti. Noi ci lamentavamo del fatto che questi ragazzi spesso a noi sembra che non seguono le nostre regole, i nostri principi, valori, e invece loro
ci dicevano proprio che li desiderano, anche se c'è questa fortissima, questo fortissimo in questo momento piacere di abbatterli questi limiti, però vogliono essere... Ma noi genitori quando eravamo ragazzi anche noi avevamo questo conflitto, no? Sì. E forse noi ricordandoci dei nostri conflitti potremmo avere una chiave forse migliore per superarli. Il conflitto fa parte proprio della crescita dell'adolescente che si contrappone ai genitori, fa parte della crescita, ma però bisogna saperlo affrontare bene, con consapevolezza anche dei ruoli, perché una delle cose che è emersa durante questo primo incontro del 23 marzo, che è stato anche curato anche nel modo in cui è stato proposto al pubblico, che era costituito sia da ragazzi che da genitori, e quindi quello che è l'obiettivo principe dell'associazione, e cioè quello di mettere insieme i genitori su temi che riguardano i propri figli, è stato già in un certo senso un successo che si è già realizzato in questa giornata, perché il dibattito è stato subito animato. I ragazzi hanno dimostrato grande maturità, hanno saputo... Quindi c'erano dei punti di convergenza? Ci sono stati dei punti di convergenza, ma ci sono emerse anche delle criticità, perché è vero che il genitore deve promuovere il dialogo, deve confrontarsi, ma non deve mai abbandonare il ruolo, quello dell'autorevolezza, certo, del proprio ruolo, non l'autorità ma quanto l'autorevolezza, non deve ricercare necessariamente di compiacere i figli, il cosiddetto amico che fa contenti i figli, perché questo non lo dico io, ma lo hanno detto gli esperti che erano presenti, perché in questa giornata uno degli esperti era il professore Francesco Pira, che oltre ad essere docente universitario a Messina, sociologo e scrittore, ha tra l'altro pubblicato proprio di recente un libro che si chiama Giornalismi sulle fake news e su come anche i giovani sono anche a rischio certo, rispetto a questi temi, e ha proprio ribadito questo concetto. In questa giornata abbiamo avuto anche il piacere dell'esibizione di Gaetano Aronica, che è venuto a titolo assolutamente amichevole a raccontare e a recitare un pezzo molto breve del suo ultimo spettacolo che ha fatto al Teatro Pirandello, Weekend Heroes, in cui lui racconta in maniera esilarante, è stato bellissimo perché i ragazzi non si sono distratti un attimo durante tutto l'evento, ha raccontato di quando ha preso il suo primo Venti, forse è stata anche l'unica materia che ha sostenuto a Roma, e tornava a casa da Roma raccontando ai suoi genitori come è andato. Ha intrattenuto tutto il pubblico con grande attenzione, dimostrando veramente una grande capacità, ma ha messo anche l'accento su già com'era difficile da allora questo rapporto del figlio che doveva studiare, doveva ritornare, e già era distratto da alcune criticità, quale per esempio lo spinello, perché lui raccontava che proprio prima di andare a fare l'esame si era fumato lo spinello, quindi suo padre, quando l'ha saputo, ovviamente non l'ha preso benissimo. Poi magari mi racconterete anche i punti di convergenza dove c'è stato insomma più feeling, e i punti dove ancora siamo molto molto distanti, almeno da quello che è emerso da questo incontro. Peppe, allora, dicevamo il tuo ritorno alle origini, il tuo amore per il teatro, andate con un pezzo importante, insomma, è La fortuna con la F maiuscola, sì, di De Filippo. Un'opera di De Filippo del 42, però adesso ascoltando i vari argomenti, come poi è attuale e sembra attuale, il teatro ha questa grande magia, no? Altra opera di De Filippo, La grande magia, come i temi poi nel percorso della vita si ripetono. Il disagio familiare, questa è una famiglia povera, una famiglia che ha difficoltà a vivere, e nella difficoltà, quando c'è veramente la necessità primaria di trovare il cibo, cioè giornalmente, non a lungo termine, ma giornalmente nascono anche delle problematiche tra marito e moglie, genitori e figli, perché proprio nella difficoltà che c'è nel trovare il cibo, nel vivere, e allora si accentuano molto di più i problemi. Mi veniva da sorridere quando la signora usava certe terminologie, che Giovanni Popolo, che è il padre famiglia, una volta aver ascoltato il notaio che
elenca diverse leggi e diversi punti a bocca, e veramente si parla più piano perché mi gira la testa, non ci sto capendo, non è, cioè, perché alcuni passaggi che diamo per scontato poi in realtà non è così per tutti. So che tu ci hai portato un promo, anche tu, insomma, cos'è, un video di promozione di quella che sarà. Sì. Sì. Lo vogliamo mandare in onda, Piero? Il video per... Posso sedere? No, fammi un un attimo che tolgo la Mi raccomando, Carlo Michele. Stiamo per iniziare. Sabato e domenica 6 e 7 aprile. La fortuna con la F maiuscola. Compagnia Piccolo Teatro Seguimi. Al Teatro San Francesco, Favara, Agrigento. E questo ci dà modo anche di parlare di rassegna, proprio questa rassegna teatrale che la Cioppi Group Event di Favara ha preparato per il terzo anno consecutivo, e devo dire con grandissimo successo. Tutte le serate in sold out, e qualcuna è stata costretto, tra virgolette, a fare la replica perché c'era richiesta di posti. Sì, assolutamente è successo anche per voi, ancora al momento di stilare il cartellone già la loro serata era tutta esaurita. Diciamo che questo è lo facciamo vedere la locandina, sì. Tienilo fermo che c'è Gerlando che adesso inquadra perfettamente, ecco qua. Io sto fermo. La fortuna con la F maiuscola. È già sold out il sabato e qualche altro biglietto c'è per la domenica, quindi è così. Fortunatamente a Favara insomma ha un piccolo teatro, ma ci sono 4 o 5 compagnie locali amatoriali che lavorano per rendere bello questo teatro. Sì, una bellissima realtà, questo ci fa molto piacere. Ci vuoi parlare del tuo ruolo in questo spettacolo? Io sono, c'è una particolarità in questa commedia, perché è stata proposta 20 anni fa, allora io ero il figlio, oggi i 20 anni sono passati anche per me, oggi sono il padre, quindi il padre di famiglia, Giovanni Popolo, come dicevo prima, nella difficoltà giornaliera di trovare qualcosa da mangiare, combina insomma una cosa non proprio legale e purtroppo per quella cosa perde una grossa eredità e quindi da lì insomma è una storia che non sto a raccontare, però De Filippo lo conosciamo, sì, c'è sicuramente equivoci e poi ma sottolinea soprattutto, ripeto, le difficoltà familiari. Un'adozione che allora negli anni 40 già ci sono difficoltà oggi, ancora oggi molte difficoltà nelle adozioni, quindi figuriamoci negli anni 40, ma veniva cresciuto un figlio che non era loro, però con tutto l'amore che una mamma, solo la mamma riesce a dare. Non raccontarci tutto però, il papà un po' meno, però la mamma è sempre la mamma, trama magari si conosce, essendo la mamma naturale, ecco. La regia è di Lillo Trupia, insomma, che è il regista storico del gruppo Seguimi. Esatto, e Cioppino è con noi. L'avete coinvolto, l'abbiamo il direttore artistico Cettina Bennardo, un'altra grandissima attrice e figura storica del teatro favarese. Bene, allora ritorniamo all'archivio di Agrigento. Dicevamo, dottoressa Florio, che l'archivio è come anche un museo, no? Ci sono a volte magari conservate alcune cose che possono essere preziose. Sicuramente conserva come musei, anzi il fine istituzionale è proprio quello della conservazione. Ma anche voi avete una Monna Lisa nascosta, un qualcosa di prezioso? Anche noi abbiamo materiale di grandissimo pregio, certamente la documentazione in generale, il patrimonio archivistico rappresenta nell'ampio genus dei beni culturali un caso particolare, perché comunque i documenti non nascono ab origine con una
finalità rivolta al pubblico, nasce sostanzialmente come documentazione di natura amministrativa che con il tempo assume carattere culturale e importanza storico-culturale. Sta poi a noi operare la corretta mediazione culturale e rendere chiaramente accessibile al pubblico, non solo fisicamente ma anche da un punto di vista intellettuale, la documentazione. Sì, ma io le voglio lei vuole sapere cosa qualcosa, c'è? Allora, una carta, una fotografia, un atto notarile, non lo so, sicuramente, una lettera, un registro. Sicuramente noi avremo anche modo poi piano piano di presentare alla città. Certo, perché lei vuole fare questa manifestazione. Abbiamo per questo non me lo vuole iniziato, dire. è stata la prima di una lunga serie di manifestazioni che noi faremo proprio per presentare il patrimonio. Ma mi dica una cosa che pochissimi vedono o che pochissimi sanno. Una cosa sì, che è assolutamente esclusa dalla consultazione, non la vediamo neanche noi, però sappiamo che però che c'è, è sì, conservata. è un volume notarile che è del XV secolo, molto importante e molto bello, purtroppo in pessimo stato di conservazione, così come tante altre carte notarili che sono magari dei c'è piccoli bisogno di un ambiente gioielli. più protetto, non so, di temperature. No, semplicemente no, gli ambienti sono idonei. No, nel tempo, diciamo, magari nel tempo non è stato conservato nel modo le condizioni della conservazione del passato chiaramente non hanno lasciato anche nel presente delle conseguenze negative, certo. Quindi noi possiamo solo pianificare gli interventi di restauro e comunque fare in modo che vengano garantite tutte le misure poi di sicurezza che consentono di mantenere la documentazione ad uno stato ottimale. Lei mi aveva detto che sta pensando proprio a questa cosa, sarà adesso una settimana? Sì, stiamo pensando ad un prossimo evento che chiaramente un po' si pone sulla scia del precedente perché riguarderà comunque sempre la valorizzazione del paesaggio, in questo caso l'area del porto, quindi poi parliamo della zona di Porto Empedocle, coinvolgeremo diversi enti e diverse istituzioni perché è bene anche avere l'appoggio degli stessi produttori delle carte dal momento che noi conserviamo i loro archivi storici, quindi avremo occasione di esporre anche altro materiale che afferisce sempre alla raccolta di cartografia storica e di presentare parte della documentazione che rientra in alcuni fondi molto importanti sempre per la ricostruzione della storia locale e della memoria storica del territorio. Ci tenga informato perché credo che sono delle cose belle da sapere e da vedere. Allora, Presidente Simpanen, abbiamo detto due cose, no? Adesso devo davvero trovare la forza di fare un sum up, un riassunto molto veloce. Perché abbiamo parlato del teatro, abbiamo parlato del coinvolgimento diciamo che noi abbiamo trovato scuola. Questa formula magnifica sul nostro territorio di fare teatro. Avete coinvolto le scuole anche con questa app. E la terza cosa che ricorda in questo anno e mezzo? In questo anno e mezzo assolutamente, infatti le nostre azioni, le attività assomigliano alle rassegne teatrali perché non sono mai soltanto così una puntata, noi facciamo sempre delle diverse puntate dello stesso tema. L'anno scorso abbiamo iniziato con Si va in biblioteca, fuori classe in biblioteca, per riattivare e richiamare l'attenzione sull'istituzione bibliotecario, sul sistema bibliotecario, sulla biblioteca come luogo di aggregazione per le giovani generazioni. Abbiamo portato avanti un'iniziativa sempre con 3 diversi workshop, favolando, leggere e giocando. Abbiamo prodotto insieme ai ragazzi, anzi ragazzi insieme a noi, ragazzi della scuola elementare dell'istituto Agrigento Centro, e abbiamo creato un libro tattile per ragazzi non vedenti, abbiamo rivisitato la storia di Colapesce, sempre con quella che è l'ottica e la visione del Sor Optimist, quindi bambine e bambini, quindi Colasirena e Colapesce, il libro che abbiamo stampato, abbiamo donato
alla biblioteca insieme ad altre lavori fatto dai ragazzi. Abbiamo concluso il 23 aprile, che è la giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore. Quest'anno, proprio la prossima settimana, lunedì e martedì, lunedì mattina alle ore 10 e il martedì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, saremo di nuovo, quindi per una seconda edizione della Si va in biblioteca, questa volta la memoria del gioco povero siciliano. Saranno i ragazzi, e così mi collego perché ci sono molti punti in comune in questa puntata con gli ospiti che sono qui seduti accanto a me, è quella di illustrare. Ci saranno 9 pannelli che illustrano proprio dei giochi, e alcuni sono giocattoli, ma sono giochi che si facevano nei cortili un tempo, e i ragazzi impareranno la quarta elementare, questi nostri studenti, questi nostri alunni, quindi, che verranno al workshop, impareranno ad illustrare le regole e anche il gioco in siciliano, quindi anche questo in comune. E poi sveleremo la targa proprio per queste attività che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno, quindi sarà una targa Sor Optimis che ringrazia l'amministrazione comunale e la biblioteca per la collaborazione, e quindi questo è un altro filone che è biennale. Invece un filone nuovo, si parla di cuore. Abbiamo avuto la collaborazione assolutamente incredibile. Cuore medico, diciamo, si parla di cuore, esatto, si sta sempre diciamo. Per intanto per questo sì che ricorre nei nostri titoli, sta per Sor Optimist International. Sì. Si parla di cuore, quindi è un nuovo filone di quest'anno sociale, che ha visto coinvolto il nostro club in una campagna di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari. È venuto il dottore Caramanno con la sua equipe presso il liceo classico proprio martedì scorso, giorno 19 di marzo, per parlare anche alle giovani generazioni di questo problema. A settembre andremo all'Istituto Tecnico Commerciale Foderà, ma abbiamo iniziato con una iniziativa il 24 di gennaio presso la sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove erano presenti più di 120 donne di varia età e per vari motivi, chi per motivi professionali. È un'iniziativa molto importante che ha visto la collaborazione e gli interventi di diverse socie del Sor Optimist Club, che sono delle eccellenze nel campo sanitario. Mi faccio ancora dire qualcosa di importante sempre per quanto riguarda i progetti in continuità. Non è che tutto questo diciamo, tracciato che sta facendo di 1 anno e mezzo di presidenza è perché poi si deve ricandidare, no? Assolutamente no. Non è una campagna elettorale. Allora, tutte le soluzioni sanno che un giorno toccherà, sì, assolutamente, siamo rieleggibili dopo un certo periodo di numero di anni, ma nel caso di emergenza bisogna dare la sedia l'ha lasciata, ecco, questo dico io. Sì, ma assolutamente sì. Io penso anche chi mi ha preceduto in maniera, siamo molto contente per quello che abbiamo fatto, perché tocca a tutte una volta. Quindi una sa che in 2 anni deve dare proprio il massimo. Sì, e quindi lo sappiamo quando noi accettiamo di diventare solo ottimiste, che ci toccherà di fare diverse cose. Poi mi dirà anche come succede nelle feste patronali, no? C'è il fuoco pirotecnico e alla fine c'è poi il botto più grosso. Considero tutto il corredo a chi quello che ha in programma prima che finisce il mandato Però di 2 anni. Però mi faccia dire Orange the World per il biennale, perché il Sor Optimist, la Federazione Europea del Sor Optimist, sin da subito ha aderito alla campagna delle donne delle Nazioni Unite, UN Women, per colorare di arancione il mondo dal 25 di novembre al 10 di dicembre. Quindi le 2 date significative: la prima la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 10 dicembre del 48 fu la data della Dichiarazione Universale dei diritti umani. Il 25 novembre
quindi data iniziale fino al 10 dicembre, sono 16 giorni di attivismo che anche il Club Sor Optimist già da anni, già nel biennio precedente, ha fatto accendere la città di Arancione, quindi alcuni luoghi significativi del centro storico grazie all'amministrazione comunale, la statua, il busto di Empedocle all'atrio del liceo classico Empedocle, e nel mio biennio abbiamo avuto anche la collaborazione da parte dell'ente parco che tiene illuminato, ma tuttora illuminato, così come anche il busto di Empedocle Arancione, un ulivo saraceno che per loro e per tutti noi deve essere considerato un monumento tanto quanto sono i templi. Quest'anno cosa c'è stato di nuovo? Uno spot. Abbiamo cercato di avvicinare e di sensibilizzare gli animi, e ringrazio il dottor Lupo, il gestore della sala cinematografica di Agrigento, ci ha permesso di proiettare prima di ogni film, quindi anche i cartoni animati, dal 25 al 29 di novembre uno spot creato da un gruppo di studentesse del liceo classico Empedocle contro la violenza sulle donne. Secondo le stime ufficiali ci sono stati più di 2500 spettatori che hanno visto questo spot. Benissimo. Quindi credo che complimenti Sor Optimist, abbiamo allora fatto una nuova, come dire, una nuova strategia per avvicinare e per sensibilizzare le persone di varia età a questo problema molto grave e molto, molto serio. Ok, generazioni consapevoli. Allora dicevo, un qualcosa che avete notato che converge tra genitori e figli, e una cosa invece che diverge. Cavalieri? Dimmi, sì, noi abbiamo notato che i ragazzi sono molto coesi. Stiamo parlando di conversione o divergenza? No, come coesione e coerenza nelle idee, nei loro comportamenti. Abbiamo invece notato che gli adulti hanno delle posizioni divergenti tra di loro, non con i ragazzi. Cioè noi in quel dibattito, in quell'incontro, ci saremmo aspettati uno scontro tra i figli e i genitori. Invece noi abbiamo visto che i figli erano molto maturi e che ci chiedevano che facessimo i genitori, anche se loro capivano le nostre ansie, capiscono le nostre difficoltà. I genitori invece tra di loro non erano perfettamente coerenti, cioè poi emergeva la sensibilità di ciascuno nell'affrontare le difficoltà e nell'affrontare i problemi. Mi piaceva sottolineare, poco fa parlavamo del contrasto generazionale che c'è stato da sempre. Noi abbiamo iniziato con un video in cui ai tempi di Socrate, Socrate lamentava. Ma la frase è fatta per tutti, no? Ai miei tempi non era così. Mio padre lo ha detto a me, io lo sto dicendo ai miei figli. Giovani, mi sembra normale. Sì, i vecchi e giovani, c'è questa incapacità, questa difficoltà tra generazioni diverse, però mi piaceva sottolineare il fatto che noi genitori, ma non per volerci piangere addosso, stiamo vivendo davvero una distanza che non è quella dei nostri 20 anni che ci dividono, 25 dai nostri figli, ma che si è ampliata per il fatto che il mondo è completamente cambiato negli ultimi 15 anni, per cui la nostra adolescenza, il nostro modo di rapportarci con i genitori, i modelli che noi abbiamo avuto, quei modelli che magari vorremmo tentare anche di reinterpretare, non sono più validi, per cui abbiamo la difficoltà di gestire i social, i telefonini, questi ambienti, questa possibilità che hanno i ragazzi di comunicare con il mondo, ma anche di andare, di rischiare, perché stando a casa, mentre prima avevamo paura che frequentassero alcune strade, si vietava, no? I nostri genitori ci dicevano stai attento, percorri. Adesso invece pur stando a casa possono andare incontro a pericoli, e quindi questo aumenta il nostro stato di ansia. Trucoloso, ma non sarebbe bello spegnere i telefonini e stare un po' tutti assieme, padri e figli? Assolutamente, ma proprio questo è uno dei temi che ci ha spinto a fare rete tra genitori, proprio per capire anche, per esempio, come è giusto dosare l'uso del telefonino a casa nostra. È emblematico che ci troviamo a casa a pranzo, quando i genitori si ritrovano ancora a pranzo, perché spesso sono fuori anche gli orari di lavoro, scuola, insomma. E anche a ora di pranzo c'è il telefonino a tavola.
oltre alla televisione, quindi siamo solo fisicamente insieme, ma di fatto non dialoghiamo, ed è proprio questa mancanza di momenti di incontro, di dialogo tra genitori e figli, che spesso tutte le famiglie possono subire, che ci ha portato a confrontarci tra noi genitori per trovare una soluzione. Cosa possiamo fare con l'aiuto di psicologi, di esperti, perché ripeto, nella nostra associazione ci sono tanti psicologi che hanno dato la disponibilità del proprio tempo per dare dei contributi. E come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare, e questa è un'occasione anche che mi date, e vi ringrazio per questo, di diffondere la nostra associazione con il nostro sito, la nostra pagina che è Generazioni Consapevoli, che è una pagina di Facebook. Mi dia una scheda che mi scrivo subito. Assolutamente. Subito, a proposito di questo, noi cerchiamo proseliti, perché l'obiettivo è quello di essere il più possibile genitori, e dall'idea del dibattito, e il primo è avvenuto il 23 marzo scorso, in cui abbiamo visto confrontarsi non solo genitori con i figli, ma anche genitori tra loro stessi, come diceva la professoressa Cavaleri. Cioè, ecco che ci siamo resi conto che effettivamente c'è una incapacità in alcune occasioni di essere veramente consapevoli genitori nel modo giusto di educare. Ed è proprio da questa, diciamo, differenza tra noi genitori, tra chi pensa in un modo e chi la pensa in un altro modo, tra lo spunto che ci può dare di riflessione in più lo psicologo, l'esperto che nella nostra associazione è presente, ed è presente anche nella nostra pagina Generazioni Consapevoli, che noi abbiamo una pagina di Facebook che è Generazioni Consapevoli, una pagina di Instagram e un sito che stiamo potenziando, in cui metteremo dentro proprio gli eventi che andiamo creando. Qual è l'obiettivo dell'evento? L'obiettivo dell'evento è creare lo spunto per il dibattito, fare sì che il genitore, l'amico Giuseppe, sente che c'è un dibattito che si è animato su un tema di educazione, e dice: ma sai, anch'io non sapevo se sequestrare il telefonino, se dare un orario di rientro a un certo orario, se usare la violenza, perché ancora c'è qualcuno che dice che potrebbe anche essere utile questo, tutte queste cose, diciamo, sono sviscerate nell'ambito di un ragionamento più ampio, in cui c'è però la presenza di una professionalità, di un esperto del settore, che ci può dire qual è il punto di vista anche dei ragazzi. E i ragazzi stesso che fanno parte dell'associazione ci offrono il loro punto di vista. Tutto questo viene, come dicono i ragazzi, postato sulla nostra pagina di Facebook, perché siccome la nostra associazione è rivolta prevalentemente ai genitori, non tanto ai ragazzi. I ragazzi sono uno strumento, un utile confronto che noi vogliamo utilizzare per avere un feedback positivo sulle nostre convinzioni educative, e mettere a sistema tra tutti noi per migliorare la nostra consapevolezza educativa. All'interno di questi conflitti o di queste convergenze generazionali c'è anche un problema di genere? C'è più difficoltà mamma, papà o figlio, figlia? Questo dal confronto non è emerso. Io poco fa ne parlavo con Achille, ritengo, ma questa è una mia personale esperienza anche di mamma, penso di sì, che per esempio l'autorità del padre con il figlio maschio, l'autorevolezza, l'autorità, cioè la presenza di ambedue i genitori, questo sì invece è emerso che ambedue i genitori devono lavorare insieme e confrontarsi. Abbiamo fatto vedere un bellissimo stop. Cioè non è che il papà fa il cattivo e poi la mamma sotto esatto, questa è la difficoltà che è emersa dalla visione di spezzoni di film. Quello che purtroppo, anche forse per la mancanza di tempo, anche in famiglie in cui i genitori vivono insieme, perché poi abbiamo anche i casi di famiglie di separati in cui si vive in case diverse, quindi quella è un'altra problematica, altre difficoltà. Però pur appartenendo allo stesso nucleo familiare, spesso i genitori rispondono in maniera diversa ai figli ed educano in maniera diversa, non concordando insieme. C'è una bellissima pubblicità della Nutella, esatto, che però la fanno vedere, in cui la mamma dice un no ad un figlio che deve andare ad una festa, che vuole andare ad una festa perché ha preso un 5 e quindi deve essere punito, e il papà invece di fronte a una bella fetta di pane con la Nutella risponde subito che può andare alla festa. E lì insomma si è concluso così il dibattito, vedendo questo spot. Ci vuole anche questa grande unità tra genitori nell'educare, sì. Beh, insomma, forse dovremmo, come dicevamo all'inizio, pensare anche un po' ad andare a scuola
i genitori. Forse È avremmo una delle bisogno idee. veramente È una delle idee. È una delle idee approcciarsi, che- ecco, sì. sì, che è Cioè, venuta non può essere fuori. fatto solo così per esperienza, perché siamo figli e poi diventiamo genitori, magari essere canalizzati su Abbiamo alcuni bisogno argomenti. di un confronto ed è per questo che vi dico associamoci, diamo un po' di forza all'associazione, perché l'associazione è costituita da anche presenze da tutta la provincia, persino soci di Palermo, di Canicattì, di Licata, perché noi abbiamo provato questo primo evento che proprio per scatenare il dibattito. Lo possiamo replicare o lo stesso in altri posti, oppure lo possiamo cambiare schema sempre per tenere vivo il dibattito. Certo, poi Questa con il è contributo l'idea. di Questa è tutti l'idea. si può andare Quest'anno avanti. associarsi costa solo 10 euro, quindi insomma, è anche facile. Non è quello il problema. Chiedevo alla Presidente quale sarà, diciamo, l'atto finale o comunque la chiusura in bellezza, ecco, chiusura in bellezza. del biennio. Ma, Se ci ha intanto- pensato ancora, eh? No, non ci ci ho sono 6 pensato mesi, ancora, quindi anzi ancora questi- diciamo che... questa trasmissione mi ha permesso di pensare a un primo bilancio. no, ci sono del ancora 6 mesi biennio. prima della scadenza, Ecco, ma un quindi- primo, insomma, già comincia ad essere un tempo per poterlo fare, perché abbiamo fatto parecchie cose, come ho potuto, anzi grazie a voi, ho potuto qui esprimere e riassumere. Volevo anche dire che un altro grazie a questa televisione che ha puntualmente seguito, ha dato spazio alle nostre iniziative, e che su YouTube si trova anche una versione integrale di quello spettacolo che abbiamo potuto realizzare presso la casa circondariale. Quindi, Il mandato finisce a ottobre, abbiamo detto? 1° ottobre. Primo di sì. ottobre, quindi a novembre ci possiamo vedere per fare un po' il Lì sunto sarà finale, già, ecco, sì, sì, di questi 7 mesi. perché io penso che nel Solo Optimis, come nella vita, bisogna essere preparati a fare un passo in avanti, quindi quando si viene chiamati a fare la presidenza, ma si deve essere anche pronti a fare un passo indietro quando si diventa past president. Sicuramente. Perché bisogna sapere poi tornare ed essere quella linfa vitale, perché il ruolo di una presidente è un ruolo che passa, come avevo detto. Quella della socia invece no, rimane sono le sempre, socie che sì, fanno sì. il club. Ho visto il video con molto piacere della conferenza stampa della nuova associazione, alla quale faccio tanti auguri e che Grazie. sicuramente funzionerà, vedendo qua già 2 illustri rappresentanti che ho l'onore di conoscere e di frequentare, ma lì c'erano 3 socie del Solo Optimist che hanno un ruolo chiave in questa città, perché una socia Solo Optimist ha delle caratteristiche ben precise. Noi dobbiamo, proprio per il nostro statuto, occupare dei ruoli, tra virgolette, importanti, quelle che sono ruoli decisivi. E là c'erano 3 nostre socie, ma quello che ho visto erano 3, magari ce l'ho qualcun altro, ma 3 sicuramente in prima E che fila, danno il contributo che anche danno loro, il contributo sicuramente. per il ruolo in questa società. Peppe, noi abbiamo visto il promo dello spettacolo, però insomma, sai, tu sei un attore, la parte la sai tutta a memoria, sì. Quasi. Qua- Spesso vado a soggetto. Non è che un ne- problema per me, ma per chi mi sta Dico, accanto, non però. l'avevamo programmato prima, ma che ne diresti se ce la fai magari qualche secondo, Mi non lo so, piace- una battuta che secondo te potrebbe caratterizzare questo Sì, spettacolo? c'è un nostro lato siciliano, che credo quantomeno tipicamente siciliano, è quello di un po' piangerci addosso. Sì. Però poi avere anche la forza di reagire, quindi i 2 lati della medaglia. E una volta che Giovanni Popolo ha perso la possibilità di ereditare questa grossa somma di denaro, dice al notaio: nota, non c'è bisogno che chiangi per me, perché il destino non è questo. Uno che nasce povero muore povero, e che nasce ricco campa ricco, perché i soldi hanno una voce misteriosa, ma chissà, è una legge antica, no? E sta voce non la sentiamo perché siamo cristiani comuni, ma tra i sordi si chiamano, Milione, tu che sei Milione? E si unge con l'angelo Milione, l'angelo sordo, ma se lo chiamo io, nota, Milione, la voce me non riconosci, è un bene. Bravo. Questa È stato una veramente visione pessimistica di Giovanni Forse Popolo. era meglio che non guardavo l'orologio, perché praticamente forse ci siamo mangiati qualche minuto in più rispetto a quello che è il nostro tempo a disposizione, ma
sicuramente il regista e il direttore ci danno spazio per i saluti che a Target non sono tradizionali. Non lo so se voi avete avuto modo anche di vedere le altre puntate, di essere ospiti. Qua non salutiamo noi, grazie, arrivederci, buonasera, non sarebbe troppo semplice, troppo riduttivo. Dovete farlo, non lo so, con un pensiero, con una frase, con un buon proposito, con una citazione, insomma un qualcosa che caratterizza anche le cose che abbiamo detto e per le quali vi abbiamo invitato qua. È più facile iniziare da Peppe Trupia, grazie. Grazie a voi. 6 e 7 di aprile al Teatro San Francesco di Favara con la fortuna con la F maiuscola. Il tuo saluto, Peppe. Sì, il mio saluto è l'augurio di una fortuna cercata e a volte non abbatterci per le cose che accadono nella vita normalmente, ma ecco, rialzare la testa e la fortuna andarsela a prendere. Grazie a Jana Elena Simpanen, presidente Soroptimist Agrigento. Parafrasando lo slogan di questo mio biennio, insieme siamo sicuramente in grado di dare il valore al futuro delle donne, delle bambine e delle ragazze, che significa migliorare la società nel suo complesso, perché sappiamo che più donne lavorano, più è gradevole e più è sana la vita economica di un paese. Quindi le donne sono l'ago della bilancia, quindi se noi riusciamo come Club Service davvero a dare quel contributo a cambiare meglio il mondo, vuol dire che ci siamo tutte e tutti in questa stessa barca di miglioramento. Io direi che la donna è la bilancia proprio, non proprio l'ago, è tutta la bilancia. Grazie a Lilia Cavaleri, Associazione Generazioni Consapevoli. Sì, il mio augurio è quello di acquisire tutti quanti la consapevolezza che le relazioni non si possono improvvisare. Relazioni tra marito e moglie, relazioni tra genitori e figli, relazioni nel mondo del lavoro. Anche la relazione ha bisogno della sua cura e questo credo che sia il nostro obiettivo, curare la relazione affinché sia una relazione sempre sana. Grazie a Achille Furioso, sempre dell'Associazione Generazioni Consapevoli. Lilia ha centrato perfettamente il nostro obiettivo. Io allora ritorno al nostro evento che è avvenuto il 23 marzo scorso, che ha avuto grande successo, che è stato aperto con il video del professore rettore Nembrini, che citava tutta una serie di disastri che i giovani avevano suscitato, che avrebbero suscitato, che il mondo stava per finire, che i giovani sono una perdizione, e erano tutte frasi che risalivano addirittura a 3000 anni fa in stele antiche egizie, e quindi qual era il senso? Sembravano frasi attuali, e invece è già da 3000 anni che l'educazione è sempre stato un casino. E quindi, cari genitori, uniamoci, che l'unione fa la forza. Grazie a Rossana Florio, direttrice dell'Archivio di Stato di Agrigento. Il mio augurio conclusivo, che raccoglie un po' anche il pensiero di tutti, è quello di continuare ad avere sempre la tenacia di portare avanti nuovi progetti uniti per migliorare la società sotto ogni punto di vista, con il contributo di tutti, delle associazioni, degli enti, degli istituti culturali, perché il territorio ha sicuramente bisogno di forze attive. Grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.